Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza, nell'interesse del Comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Ok. E con il giuramento di Joseph Zambito, neoassessore allo sport e spettacolo, avvenuto questo pomeriggio, si completa la squadra assessoriale che amministrerà il Comune di Favara per i restanti 2 anni e mezzo, ovvero per il termine di scadenza dell'attuale legislatura. Per il giovane assessore, 31 anni, sposato, padre di una bimba in attesa di un altro figlio, espressione in giunta di Alleanza Nazionale, si tratta di un ritorno da amministratore a Palazzo di Città. Infatti, lo stesso Zambito aveva ricoperto il ruolo di assessore allo sport già all'indomani dell'elezione del sindaco Domenico Russello, ma che poi, per la precedente rottura del primo cittadino con i partiti politici della sua coalizione, aveva ceduto il posto a Carmelo Vitello, l'ex assessore tecnico che è rimasto in carica fino alla presentazione delle dimissioni di tutta la giunta tecnica avvenuta ieri mattina. Con l'appuntamento istituzionale di oggi il sindaco Russello ha concluso l'iter formativo della sua squadra. Adesso gli amministratori locali dovranno fare i conti con le problematiche della città di Favara. Un felice per me rientro di Joseph Zambito, con il quale ho brillantemente e felicemente collaborato per circa 1 anno e mezzo all'inizio di questa legislatura, tutti gli altri 5 neoassessori, gente valida, persone per bene, professionisti, gente impegnata, gente con esperienza amministrativa, professionale, politica. Credo che siamo veramente, almeno lasciatemelo dire, questa è la mia opinione, ognuno poi sia libero di farsi la propria, una bella squadra, abbiamo tanto entusiasmo, tanta voglia di fare, non ci nascondiamo le difficoltà che abbiamo davanti. Ritengo che oggi ci sono tutte le condizioni perché finalmente si possa veramente dare a questo Paese la possibilità di superare queste continue emergenze, programmare bene per il futuro, ottenere i finanziamenti e guardare con più speranza alla possibilità di avere una città migliore. È certo che non si realizza un desiderio che io avevo espresso di avere una compagine assessoriale con tutti i partiti della coalizione. Ci siamo quasi, nel senso che ne manca un pezzo certamente qualificato, però ritengo che anche con questa parte ci saranno possibilità e opportunità di lavorare e collaborare, almeno da parte nostra sarà così, per il bene per il nostro comune e dei nostri concittadini, se riscontreremo anche dall'altra parte questa volontà. Sono onorato di far parte di questa squadra di governo, devo intanto ringraziare il sindaco per la rinnovata fiducia che mi ha concesso. Un ringraziamento particolare va al gruppo consigliere di appartenenza, cioè quello di Alleanza Nazionale e l'intero partito. Entro in questa squadra di governo con entusiasmo e tanta voglia di fare, mi adopererò fin da subito per riprendere un percorso che avevamo interrotto. Da parte mia, come sempre, la massima disponibilità a fianco dei giovani, a fianco delle associazioni sportive e del mondo dell'associazionismo. Cercheremo fin da subito di fare squadra e non mancheranno il poter condividere tutta una serie di iniziative che avvieremo nel più breve tempo possibile.